Torre si caratterizza per la ricchezza di queste bellezze storiche. Quando si entra in una di queste chiese, come minimo si prova una certa emozione. C'è una ricchezza artistica perché molte chiese sono ricche di affreschi. E poi c'è la ricchezza è una ricchezza identitaria. Ogni chiesa praticamente corrispondeva a un genius loci, come veniva detto, cioè praticamente la contrada si immedesimava nel santo venerato in quella chiesetta lì. Quindi c'era Sant'Antonio per la contrada di Coile Oncrino, San Siro per Creva, San Faustino per la contrada omonima. Secondo me non c'era consapevolezza della ricchezza di queste chiesette. Oramai la gente si è abituata a avere queste feste ed è come neanche ci fossero praticamente. I turisti sono golosi di queste cose. Cioè non è che come una volta che si accontentavano dell'acqua e del sole, adesso vogliono vedere anche conoscere la popolazione e tutto quello che ruota attorno alla popolazione. Ho passato il trascorso della mia infanzia a Caurie, una contrada vicina a Creva. E quindi mi ricordo ancora quando si andava tutti a San Siro l'8 di dicembre. Queste chiesette al turista potrebbero trasmettere la ricchezza dell'ambiente, che l'ambiente non è solamente, come si diceva, solo acqua e sole, ma è anche qualcos'altro e anche vita.